E poco fa ho letto una notizia davvero strana. In effetti su Facebook si è formato un gruppo di oltre 400.000 persone che hanno scritto che sono pronti ad entrare nella famosa Area 51, perché lì ci sono gli alieni e quindi devono entrare e far vedere che cosa nascondono. Quindi diciamo che stanno raccogliendo un sacco di iscritti su questo, diciamo, social, e tutti quanti hanno dato una data, il 20 di settembre, per entrare tutti quanti insieme nell'area 51 e vedere finalmente che cosa ci sta dentro. Giustamente anche sui social hanno fatto già, si parla come entrare, come non entrare, hanno fatto già un piano come riuscire ad entrare, quindi davvero una notizia molto strana, anche perché poi veramente è uscita la NASA fuori e hanno detto che è solo uno scherzo e che era solo per giocare un po', ma non è che loro vogliono, diciamo, entrare nell'area 51. Anche perché questi qua hanno raccolto quasi 400.000 iscritti su questo, diciamo, su questa cosa di andare tutti quanti lì e invadere il Nevada ed entrare, diciamo, dentro questa base segreta che chissà cosa nasconde, dicono. Poi giustamente una volta che giustamente sono stati richiamati, la persona che ha creato questo canale, diciamo questo social, ha detto io non sono responsabile se poi mi- se il 20 settembre qualcuno si presenterà, diciamo, in Nevada, in effetti. Quindi in effetti il governo degli Stati Uniti si è fatto sentire e giustamente il proprietario di questo canale, diciamo su Facebook, ha detto che era solo uno scherzo e che quindi non era vero, però dice se poi arrivano io non so nulla, quindi diciamo che questo scherzo potrebbe costare anche qualche cosa a questo ragazzo in effetti, anche perché come si vede ragazzi qui c'è scritto anche nella foto che vedete, è scritto chiaro e tondo che non si può entrare, quindi e loro dicono che chissà cosa ci sta dentro. Allora su questo canale Facebook hanno messo che devono vedere perché ci stanno gli alieni, tutte queste cose diciamo che chissà cosa nascondono. Invece il governo degli Stati Uniti ha detto che lì è una base dove studiano le nuove tecnologie. Sì, sì, lo so. Quindi in effetti hanno fatto tipo questo scherzo. Comunque, fatto sta che davvero è intervenuto il governo degli Stati Uniti e ha detto ma che cosa volete fare? Però giustamente poi hanno detto no, questo è uno scherzo, quindi non stiamo solo scherzando fra di noi, non è una cosa vera. Però poi dice se poi ci saranno, bravo, se poi verranno non sarà colpa mia. E intanto no, se tu hai organizzato questa cosa poi la colpa è tua. Quindi anche le persone davvero non stanno bene a fare una cosa così, a mettere su un social. Forza ragazzi, tutti quanti andiamo in Nevada a vedere e tutti quanti poi si sono iscritti poi. Questo social ha preso un sacco di iscritti, 800-400.000 iscritti. Il ragazzo giustamente ha detto io l'ho fatto per avere i like, per avere, diciamo, le visualizzazioni. Però intanto è stato scritto dagli Stati Uniti questo ragazzo che ha creato questo post, diciamo, e quindi il ragazzo si è scusato dicendo che voleva solo scherzare e che non era vero nulla. E intanto ha detto se per caso poi arriva no, non è colpa mia, quindi che situazione un po' imbarazzante, diciamo. Cioè per fare due like, sì, sì, per fare due like hanno messo sta cosa, ragazzi, il 20 di settembre tutti quanti all'area 51 ci devono fare entrare. Quindi più ne siamo e loro poi non ci fermano. Quindi giustamente il presidente degli Stati Uniti ha preso le sue precauzioni dicendo ma che cosa volete fare? Questa è una base segreta dove si studia nuove tecnologie, dice, non ci sono alieni. Ah, sì, sì, adesso sì, sicuramente non hanno nulla da fare, sicuramente, quindi
Sicuro e anche questo è vero. Vabbè ragazzi, comunque il post sta su Facebook, dicono che l'ha fatto per avere i like e che quindi non è vero, però dice che io non mi assumo le responsabilità in caso poi arrivi il 20 settembre e arrivano le persone in Nevada che vogliono entrare. Quindi diciamo che questo signore che ha inventato questo post non è che si è messo in brutto guaio secondo me. Comunque ragazzi, vi lascio, vi auguro una buona giornata, quasi orario per mangiare qualcosina e ci sentiamo sulla prossima notizia strana oppure meteo, comunque qualche cosa di curioso come questa cosa.